nei primi anni avevamo anche il maestro Giorgio Crema, se si vuole chiamare, grazie Crema, è stato uno dei primi nostri istruttori, dei più giovani, sì, certo. E ecco, e siamo arrivati comunque dopo un po' le cose sono cambiate, poi se leggete il libricino c'è tutta la nostra storia, per cui insomma. Ecco. E volevo presentare prima di tutto lo staff che abbiamo noi come lo staff che insegna nella nostra palestra, per cui il signor Andrea, professionale lavora tantissimo nelle scuole e all'inizio dell'anno viene chiamato dalle maestre, ma vieni quest'anno da noi, ma vieni da noi, quindi vuol dire che lascia un buon segno, è una bella cosa. E poi abbiamo lì il signor Nicola, poi abbiamo i maestri dell'Aidino, Massimo, abbiamo il Cibotto del Calico, ecco ci manca Claudio del Catori, la Sabrina, dov'è la Sabrina? Non la vedo? Eccola là, lei è la nostra insegnante di danza classica, poi chiaramente va bene. Mia figlia che fa danza moderna, ho dimenticato qualcuno? No. Ah sì, beh, sono talmente stufa del mio desmente. No, lei, a parte questo, sì, lui è stato, come si dice, il fautore di tanti campioni e di tanti anni di insegnamento, quindi insomma, un po' alla volta. Anch'io nei miei tempi insegnavo ginnastica alle signore alla mattina, insomma, ecco. E il gran cappuccini e caffè, certo, brioche, come no, dopo la fatica, così, quindi abbiamo sempre avuto tanta bella gente, tanti ragazzi veramente bravi come insegnanti, poi allora aggiungo, prima di dimenticarmi, i nostri campioni attuali, vedi Luca, Raffaello e campioni italiani anche loro, ci hanno dato tantissima soddisfazione. E il primo campione che abbiamo avuto in palestra nel lontano 1978, e abbiamo organizzato il campionato esordienti a livello nazionale al Cavernaghi, che era appena aperto. Il signor, sì, beh, l'hanno inaugurato dopo un po' di tempo, il signor Casalin Alessio, che ci ha dato la prima medaglia come campione nazionale esordienti, cioè da bambino, quindi una bella soddisfazione. Ah sì, Silvia, dove sei? Eccola là. La Silvia, per il noto, possiamo dire, come dice esattamente Scagnetto, che è la più medagliata nella nostra società, perché ha vinto campionati tutti gli anni tra esordienti cadetti, insomma, ha fatto tantissime medaglie. E Matteo è arrivato, che non l'avevo visto, è già messa sponde. Eccolo là, nostro Matteo Zagnoli, anche lui grande campione, veramente una meraviglia di persona come judoka, bravissimo, e adesso ci aiuta in palestra con i bambini, con il corso agonistico, per cui insomma siamo messi abbastanza bene, direi. Gian Pietro, vuoi dire qualcosa tu? Perché dopo Pierluigi, sì, dai. Allora, appunto, qualcuno si chiederà la mia presenza qui. Allora, io sono Pierluigi Liziato, ho lavorato per 30 anni come giornalista al Gazzettino, ho lavorato anche allo sport in più di un'occasione. Cioè, sapete tutti che il Gazzettino, adesso un po' meno, però fino al 2000, al lunedì praticamente il Gazzettino era fatto solamente di pagine sportive, per cui anche alcuni dei redattori delle altre redazioni venivano spostati alla redazione sportiva per dare manforte, perché le pagine sportive da 5-6 normalmente diventavano 30-40, per cui c'era bisogno di ulteriore rinforzo. Io sono qui non tanto in quanto giornalista, ma in quanto amico di questa bella famiglia, soprattutto di Gianpaolo Scagnetto, quel marito lì alla destra,
lui, anche casualmente, sostanzialmente, sì, perché abitavamo in 2 appartamenti in un piccolo condominio di 3 appartamenti, uno al piano terra, uno rialzato e uno più in alto. Io ero quello rialzato, lui era sopra, e ci univa un terrazzo dove noi giocavamo quelle cose che si giocavano allora per terra, i cimbali ecco, e niente, sono qui appunto per testimoniare i valori di questa famiglia, che questa famiglia esprime e che sicuramente ha travasato nell'insegnamento sportivo che ha portato avanti per tutti questi 50 anni, come è già stato detto, procurando veramente dei giovani di valore che, se hanno questi valori in loro, li hanno anche grazie agli insegnamenti avuti in questi anni trascorsi nelle palestre della Locan Mestre. Buon 50° compleanno. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa prima di, siccome il dottor Ponchio dice che vuole chiudere, qualcuno vuole... Io l'ho passata da sì, dai. Non so se qualcuno voleva dire qualcosa. Mario, dai Mario, che ti conoscono. Chi non ha fatto la scientifica media? Credo che tanti di voi lo conoscano, questo signore qua. Si chiama Don Mario Porcu e ha lavorato tantissimo. Abbiamo fatto l'esame di cintura nera a Roma assieme. Mamma mia. Adesso sì, va bene. È sempre stato un caro amico, e tanti lo conoscono perché a scuola lo avevano come insegnante di religione, ok? E adesso ci stiamo, cosa ci dice? Intanto il saluto a tutti, è bellissimo qua ritrovarsi, perché si ritrovano poi vecchi amici di cui si era un po' perso il percorso. Grazie ancora Daniela, Paola, Silvia per il lavoro che hanno fatto in tutti questi anni. Bello, io queste cose le ho vissute perché prima come atleta e poi come insegnante e soprattutto come amico da sempre. Bello ritrovarsi e scoprire che questi 50 anni sono passati in fretta e sono passati bene, perché abbiamo vissuto insieme tante esperienze e ci siamo anche così ci siamo divertiti e abbiamo gioito di tutto questo. E ancora grazie, tanti 50 anni sicuro. Ok. Sì, scusa.